stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Beh, grazie a tutti intanto per essere qui stasera, grazie a questi meravigliosi sindaci, grazie a questi assessori, loro assessori, ai consiglieri e a tutti gli aspiranti consiglieri. Piero a Portogruaro si vota e io credo che stavolta sul serio ce la faremo Piero. Grazie a voi tutti di essere qui stasera, grazie anche a un ragazzino, io l'ho conosciuto che ci ha unito un po' tutti, è lì seduto alla barbetta, è cresciuto un po', è diventato in questi anni papà, ha messo la testa a posto e credo che meriti. Gigio, vieni Gigio. Vedo Luciano Gradini con cui abbiamo iniziato i nostri percorsi, non c'è Gigi Baneriol nel 95 quando abbiamo iniziato, ma è lui quello che ci ha messo tutti insieme. Gigi, ti vuoi venire qua o no? Ma vedi che ti dà il suocero in sala, te vergogni? È a lui che ha costruito tutta questa bellissima squadra insieme. Ecco, grazie Gigi. È la prima volta che te lo dico davanti a tutti, ma tu sei per me, sei veramente un amico. Grazie. Grazie a tutti voi. Sì, è una festa tra amici, in campagna elettorale. Qui noi tutti possiamo dire che abbiamo rapporti, che abbiamo avuto rapporti, che continuiamo a avere rapporti anche di amicizia. In questi anni abbiamo cercato di lavorare grazie a quello che voi avete chiesto ai vostri rappresentanti e io sono stato e sono un vostro rappresentante. Mi avete chiesto di lavorare, mi avete chiesto di portare risorse in questa parte di territorio, mi avete chiesto di dare una prospettiva a voi e alle vostre attività, a voi e alle vostre famiglie. In parte ci siamo riusciti, in parte ci sono riuscito. Ci siamo riusciti perché da 10 anni, 7 anni a questa parte, le risorse destinate al Veneto, dal Veneto, che prima prendevano altre strade, andavano a Verona, andavano a Vicenza, andavano a Padova e andavano in parte anche troppe a Venezia, hanno cominciato a girare. E quindi molte risorse le abbiamo portate nel territorio per una semplice ragione. Primo, perché tutti pagano le tasse e tutti devono avere gli stessi diritti. Secondo, perché questa è una terra meravigliosa e si merita molto e molto di più. Noi abbiamo, da questo punto di vista, il presidente uscente Giancarlo Galan ci ha lasciato fare tutto quello che potevamo fare, ci ha lasciato la massima libertà. Io non ho mai ricevuto un ordine da Giancarlo, è sempre lasciato la ruota libera. Io credo che sarà così anche nella prossima legislatura. Sarà così perché dovrà essere così, perché non ci sarà una provincia di Treviso prima di tutte le altre. Prima c'è la provincia di Venezia con il Veneto orientale e poi arriva anche la provincia di Treviso, perché noi non siamo secondi a nessuno. Vedete, quello che riteniamo è quello di continuare con questa attività, di continuare con una cosa nel cuore e nella testa. Questi giorni noi vediamo, come dire, questi mesi, vediamo molte nuvole all'orizzonte, perché ognuno di noi vive questa realtà in cui ci sono delle difficoltà, delle perplessità, non riusciamo più a sorridere nella maggior parte e non riusciamo più a sognare, non riusciamo più a fare progetti. Noi vogliamo ritornare a quelli che eravamo, a dare una prospettiva alla nostra economia, una prospettiva alle nostre famiglie, che ritornino i nostri concittadini a poter sognare in un futuro migliore, dove poter tutti vivere bene, dove poter prosperare,
e dove dare un futuro alle giovani generazioni, cioè ai nostri figli. Come lo facciamo? Come lo possiamo fare? Con quali mezzi? Con una semplice considerazione. In parte il lavoro è già impostato. Noi con questa terra, con questa nostra provincia, con questa nostra regione, insieme col Friuli riusciremo ad uscire da questa crisi prima di altri territori. Voi mi chiederete perché? Per questo, primo, perché noi in Veneto, così come in Friuli, non abbiamo, le nostre imprese non hanno bisogno, come nel lombardo piemontese, di aiuti da parte dello Stato. Noi siamo cresciuti tutti insieme, abbiamo lavorato, siamo andati a conquistare nuovi mercati con una sola cosa: la forza di lavorare e l'intelligenza delle nostre imprese, dei nostri operatori, e non abbiamo mai avuto altro che grande Padania. Qui questa è la vera terra del lavoro e della prosperità. Grazie a chi ha voluto investire, grazie a chi ha voluto rischiare, grazie a tutti noi, a tutti voi che vi siete tirati sulle maniche anche nei momenti di particolari, avete dimostrato cosa siete in grado di fare. Il lavoro prima di tutto, poi ci sono altre cose. Questa è la prima caratteristica di noi veneti, di noi veneziani in provincia di Venezia, di noi del Veneto orientale.